Vari Roseto, neopromossa in questo campionato denominato da quest'anno Omnitel Cup. Vittorio Molinari ai microfoni per questo esordio veramente difficile sul campo della SNAI di Montecatini, favorita numero 1 del torneo insieme alla Scavolini Pesaro. Partita appena iniziata con la formazione ospite, la Cordivari Roseto in maglia blu, all'attacco alla sinistra dei teleschermi. Andremo a vedere fra un attimo i quintetti base. Intanto abbiamo subito Roseto in attacco con questa soluzione, tentativo di assist per Jamal Johnson che subisce un fallo e avrà 2 tiri liberi. Andiamo a vedere le formazioni, quintetti base in campo per la SNAI Montecatini. I 2 stranieri sono Dallas Comegis e Ken Barlow, lo ricordiamo a Milano. Poi abbiamo 3 giocatori di grandissimo talento: Andrea Nicolai, un ritorno in nazionale gli ultimi 2 anni a Treviso, precedentemente a Forlì, ma a Treviso 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Poi Marco Sambugaro e poi German Scarone, questi ultimi 2 nel giro della nazionale, giovani di talento ma da verificare ad altissimo livello e con forma di continuità. Intanto Jamal Johnson, lo straniero a gettone per il momento, vedremo se riuscirà a meritarsi la conferma per tutta la stagione, riesce a realizzare i primi 2 tiri liberi, quindi Roseto in vantaggio 2-0. Roseto che è sceso in campo con un quintetto composto oltre dal duo americano Griffin Johnson anche da Martino, mentre c'è la prima soluzione in attacco, ancora un errore, il Roseto è sotto di un solo punto. Dicevamo Martino, passaporto portoghese ma americano, viene dalla Buffalo University. E poi i 2 italiani in campo sono Sandro Dell'Agnello, che vedete sulla lunetta sta cercando di controllare la sfera. E poi abbiamo Federico Pieri, 2 anni in Grecia, anzi 1 anno e mezzo per lui. Ancora Roseto tenta il canestro, un po' di azioni frammentarie in questo inizio gara. Gli arbitri: Facchini, esperto, oltre 100 partite in Serie A con i suoi 35 anni, e un esordiente, il 27enne Sardella di Rimini, mentre Facchini è di Ravenna. 2000 presenze qui al Palasport Pertini di Montecatini, denominato naturalmente alla memoria del ex presidente della Repubblica. Roseto che dopo questa gara avrà 2 partite interne, prima con Iesi e poi con Reggio Calabria, un calendario molto difficile per questa neopromossa che però minaccia di poter sorprendere. Mike Martino controlla il pallone, cerca di dare dentro al compagno e si continua con la difesa piuttosto aggressiva. Vedete come prende subito ben oltre la linea da 3 punti e subito va a rubare il pallone. German Scarone in contropiede, va a sbagliare il rimbalzo e però è sempre conquistato da un suo compagno. Trattasi di Andrea Nicolai, non sarà l'unico Nicolai di questa gara, c'è anche il fratello Gabriele. Partita comunque in equilibrio in questi primi minuti. Buon pubblico, di cui 200 rosetani che si sono sobbarcati un viaggio discretamente pesante, non solo per la distanza chilometrica ma soprattutto per le pessime condizioni atmosferiche. Gli arbitri: uno è un esordiente, trattasi di Sardella, prima partita per lui in Serie A, l'altro invece molto esperto, Facchini, più di 100 partite in massima serie, campionato di A2 di cui parleremo moltissimo, grandissima competitività. Roseto, terzo campionato della sua storia, dopo il 57 e dopo l'82-83. Intanto fallo in attacco a Nicolai, anzi pestata la linea di fondo, riprende il pallone Roseto. Situazione 17:45, sono trascorsi solamente 2 minuti 15 secondi. Roseto, difesa individuale da parte degli avversari. Dell'Agnello sale oltre la linea da 3 punti per seguirlo Barlow. Dell'Agnello, pedina decisiva quest'anno per il Roseto, palla buona dentro per Dell'Agnello, trova liberissimo e c'è lo schiaccione del nostro Jamal Johnson. 4 punti per lui. E Roseto è in vantaggio 4-3. Comegis, numero 14, c'è un fallo, questa volta in difesa, probabilmente di Dell'Agnello su Barlow. Avremo tempo, c'è da parlare moltissimo di questa squadra. Come quella di Roseto è nuovissima, 5 giocatori in quintetto, nessuno giocava con un compagno l'anno scorso, per quello che attiene il quintetto, tutte diverse provenienze. Questi è German Scarone, Martigno, palla dentro, attenzione, cerca di avvicinarsi Comegis, perde la palla, è nostra con Pieri, dribbla in mezzo a 3 persone, rischia il pass e segna! Siamo avanti, doppiamo per il momento il Montecatini, 6-3. Pieri, 2 anni, anzi forse è meglio dire 1 anno e 6 partite in Grecia, la prima credo, se mi ricordo bene, col PAOK di Salonicco. Pieri, partita in quintetto. Come play abbiamo Martino che sta marcando German Scarone, su di lui si basa la potenzialità maggiore
di una squadra che però di armi da fuoco ne ha moltissime, per non dire tutte. Attenzione, noi abbiamo intanto un giocatore da verificare, ma c'è un altro schiaccione del nostro Jamal, 6 punti per lui. È un straniero preso a gettone da Roseto. Se andrà così il gettone diventerà in un abbonamento annuale come quei 1.500 che Roseto ha già messo in cassa per quello che riguarda gli abbonamenti. Risponde subito Montecatini, ma il nostro è ancora in una situazione di vantaggio attivo. 8-5, Mike Martigno resta a individuare la difesa dei nostri avversari. Pieri non marca Sambugaro, un taglio alto di Jamal che attende il movimento, non c'è molta continuità, è costretto al tiro a tabellone, non è un grande tiratore e questo lo sapevamo. Il rimbalzo, attenzione il Montecatini, non c'è pressione ma c'è un tiro di Nicolai che sembrava infatti sbagliato, non sappiamo bene se è stato deviato. Pieri lo prende Sambugaro, taglio sotto, Griffin cerca il contatto e in controtempo va a sbagliare, era un pallone che praticamente stava entrando. Griffin è arrivato da Verona, un grosso giocatore, si dice che ci sia un grosso interessamento da parte sua degli Miami Heat. Per adesso c'è il campionato fermo nella National Basketball Association e quindi Griffin resta a Roseto e potrebbe anche rimanerci per tutta la stagione in caso ci fosse un accordo sia sul suo rendimento che naturalmente sul suo contratto. In attacco Montecatini deve recuperare 3 punti, vale a dire che Roseto, la Cordivari Rosetti, un new sponsor, si tratta di un contratto triennale con la società del presidente Martinelli. 4 punti per il giocatore a segno per la SNAI Montecatini. Piedi, percussione, sembra buona e lo è. Siamo a 10-7, 4 punti per Pieri, sempre in vantaggio, fallo veniale del nostro numero 10, fallo di Griffin che è un'ala, guardiala del 74, quindi 24 anni, 1,96, gran fisico, molto solido, sembra un ottimo prospetto, si allena a Roseto solo da 2 giorni. Per chi si fosse perso qualche puntata ricordiamo che Roseto è molto vicina, anzi ha preso, attenzione al tiro intanto, è dentro, è da 3 ed è di Andrea Nicolai e siamo in parità sul 10-10, 10-10 a 14-28, ritrovata parità per il Montecatini alla palla del Roseto. Pieri se lo perde Sambugaro, Pieri va a segnare, grande partenza di Federico Pieri, 6 punti per lui. Attenzione, pressione, Nicolai non ci pensa mai a tirare suo pregio ma anche il suo difetto. Cerchiamo di sfruttare i lati, Pieri, c'è un fallo di Sambugaro non fischiato, nell'angolo Martino non cerca il tiro, un giocatore che lo ha, un tiro a percentuale alta ma non è altissimo, quindi ha bisogno anche di avere un buono spazio. Attenzione, cerca, forse in parabola discendente, infatti confermato, e il fischio è dell'arbitro esordiente Sardella, quindi convalidato e andiamo a 14. Mike Martino ha rischiato perché c'era Barlow ad aspettarlo, ma Barlow non gli ha preso bene il tempo e è riuscito a stopparlo solo in parabola discendente. Attenzione a Sambugaro che per il momento non punge in attacco, da 3 Barlow sembra forzato, lo è, il rimbalzo è nostro. Ottima partenza del Roseto e la motivazione e il perché di questo primo time out. 13-33, Montecatini vuole parlarne sopra e ne parlerà con Stefano Pilastrini come coach. 7 stagioni in Serie A per lui, mentre il nostro coach Phil Melillo ne ha 4, ma la percentuale di vittorie, dato statistico che è chiaramente da prendere con le molle, dipende anche in quale squadra si è giocato. Dicevamo Phil Melillo 53% di vittorie come coach, mentre il 41% di vittorie, considerando le varie esperienze, c'è la Pilastrini. A livello di allenatori l'anno scorso Montecatini ha passato un'annata abbastanza turbolenta, dopo 7 vittorie e 7 sconfitte è stato liquidato, diciamo così. Tommasi, arrivò Mazzini, altre 3 vittorie e 3 sconfitte, quindi rimanendo al 50% non bastava per Montecatini che voleva la Serie A1 e quindi terzo allenatore, Ludi mio amico, che è andato in attivo, penso 10 vittorie e 5 sconfitte o 3 sconfitte, però andiamo a memoria. Però non è bastato a Montecatini che è arrivata quinta l'anno scorso e non è riuscita ad arrivare
in A1. Ricordiamo la formula di quest'anno, mentre ripresa a 13:32 la partita. La prima direttamente dopo la prima fase, la seconda fase è detta orologio, se avremo tempo spiegheremo di cosa si tratta. La prima direttamente in A1, seconda e terza ci arriveranno tramite la formula naturalmente dei playoff. Retrocedono le ultime due, il Sande di sinistro trova benissimo il fondo e conferma quello che avevamo detto di lui in positivo. Griffin, rischia il passi Nicolai in questo arresto. Ken Barlow, lo ricordiamo, in partenza a Milano, ma allora era un rookie. Grande difesa d'anticipo di Stano Dell'Agnello. Restiamo in difesa ma con il nostro massimo vantaggio, credo, 16-10. Ottimo il canestro del mancino Griffin, attenzione, sta per scadere il tempo per tenere il pallone, rischia il passo in partenza, si fa stoppare da dietro, ma recupera il pallone, forza tantissimo. Montecatini fa confusione, ma facciamo confusione anche noi, peccato, era un'azione per dare un'altra spintina al nostro gap e c'è un contatto. Jamal Johnson, controlliamo un po' i falli. Primo fallo per lui, un fallo per Dell'Agnello, uno per Pieri, uno per Martigno, uno per Griffin, uno per Johnson. Abbiamo il quintetto tutto con falli, ma abbiamo già un cambio. Esce Jamal Johnson, prende un po' di fiato, forse voleva rimanere ancora un po' in campo. E c'è Falco dentro, disattenzione in difesa. Sono i canestri che danno tanto fastidio, in primis all'allenatore Phil Melillo. Martino gli lasciano il fondo per cercare di stopparlo, intanto c'è anche Savio, mi sembra in campo. Tiro di Dell'Agnello a rimbalzo, Comegis domina, grandissimo rimbalzista, 3 anni in Turchia, lo piangono ancora, ma ha giocato anche in altre piazze, altissimo livello il suo rendimento sempre, malgrado abbia già superato i 30. Dopo il time out parziale di 4-0 in Montecatini che è sempre sotto. Il nostro quintetto, Pieri in cabina di regia, Martino è passato guardia. Fallo veniale ma fischiato di Sambugaro ed è il suo primo fallo. Falli di squadra, 2 soli per Montecatini, 5 per Roseto e questa volta i time out di Melillo che parla con i suoi. Dicevamo formula del campionato, le ultime due, un campionato a 14 squadre, 13esima e 14esima retrocederanno, la terzultima, vale a dire la 12esima classificata, fermerà la sua stagione alla seconda fase, tutte le altre giocheranno la seconda fase con 6 partite, detta formula d'orologio anche perché si giocherà queste 6 partite, praticamente le 3 partite in casa verranno giocate con le 3 squadre che saranno dietro nella classifica che si genererà appunto dopo la regular season, o se una chiaramente non ha 3 squadre dietro si riparte dalla prima sopra, sempre squadra dispari, cioè sesta classificata con ottava classificata e pari con pari, dispari con dispari, dicevamo. Al termine di questa fase 2 salgono, nessun'altra naturalmente retrocede, nel 2001 non ci sarà più la 2, quindi ancora 2 stagioni a questo livello e poi tutta un'unica. Si cambia lato, sempre oltre linea 3 punti, Mike Martino gli dà il lato sinistro, non lo accetta Nicolai, Martino prende il destro, buono scambio, una specie di mezza ruota con Pieri, Dell'Agnello chiama palla ma gli stanno molto addosso. Savio è entrato cerca di forzare Dell'Agnello e sbaglia, rimbalzo Comegis che salta molto, come sapevamo da sue caratteristiche non taglia fuori, però salta come un grillo. Fallo, vediamo a chi, mentre ovazione per Nicolai che dopo un paio di tiri, uno sbagliato, uno segnato da 3, sta iniziando anche a dare fastidio in penetrazione. Secondo fallo di Griffin, subito un cambio, credo Martino, infatti abbiamo un po' di problemini in questo senso ed entra Busca che è l'unico che rimane dalla stagione dell'anno scorso, la promozione meritatissima del Roseto. Oltre a Roseto è salito il Biella che perse la partita decisiva, fallo in attacco intanto di Montecatini, riprende la palla Roseto sempre in vantaggio, non è mai stata sotto Roseto e siamo a 11:26 dallo scadere del primo tempo. Fallo di Comegis ma non c'è nessuno con 2 falli Montecatini. Busca, dicevamo, unico, numero 5, Roseto in attacco alla regista dei teleschermi, ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, prima di campionato, partite del Roseto in casa alle 23:15 sui nostri schermi, partite interne alle 20:30 però di domenica.
quindi a solo un'ora dalla fine della partita, minuto più, minuto meno. Vittorio Molinari ai microfoni, siamo a Montecatini, società che in Serie A da 11 anni, fra 1 e A2, squadra che ricordiamo già ai tempi della Panapesca, quando dalla B arrivò alla A, giocò con un'altra abruzzese Facca Pescara 2 o 3 stagioni. Pescara dopo 2 anni in A retrocesse. Roseto cerca quest'anno il primo grande traguardo, rimanere in Serie A. Busca Buca ed è da 3, ve lo garantisco. Oltre 6,25 m, il primo tentativo andato a segno da parte di Busca. Play è entrato al posto di Martino. In campo abbiamo anche Dell'Agnello e Falco, ancora in panca da 3 minuti Jamal Johnson, ottimo il suo inizio, 2 schiaccioni per lui. Tiene palla, raddoppiato, riesce a scaricare, Savio forse sfonda, forse no. Leggero ritardo nella chiusura, credo, di Busca. Infatti ricordiamo Cordivari Roseto, lo sponsor della formazione rosetana, ditta di Morro d'Oro, quindi abruzzese. Siamo orgogliosi naturalmente di questo e devono essere orgogliosi tutti i nostri ascoltatori dell'intero Abruzzo, perché la nostra regione aveva assolutamente bisogno. Mentre intanto Savio sbaglia da lunetta il primo libero. 19 Roseto, non stiamo sognando. Roseto sta per il momento dando 5 punti alla favorita numero 1 di questo campionato, che ha 2 giocatori nazionali, Sambugaro e German Scarone, e 2 all-star di grandissimo livello a livello americano. Ken Barlow al momento in marcatura su Falco. Vediamo intanto questo attacco. Pieri, grossa pressione sulle nostre guardie, un po' di staticità, esce adesso da un blocco e c'è un fallo in attacco purtroppo. E siamo al secondo fallo di Dell'Agnello. Diciamo qualcosa di Dell'Agnello perché è uno dei grandissimi insieme a Morandotti. Morandotti, stavo dicendo qualcosa prima, ha grossi problemi atletici, sta cercando di rimettersi in careggiata per essere disponibile quanto prima. Sandro Dell'Agnello, gli ultimi 2 anni a Siena, 2 anni precedenti a Pesaro, campione d'Italia 91 con la Fonola Caserta, 6.396 punti in Serie A. L'anno scorso giocava 27 minuti a partita con una media di 9,6 punti, quest'anno abbiamo bisogno di più minuti e possibilmente di più punti. 9,54 alla fine, 5 punti di vantaggio, il tiro da 3 è sbagliato, forza Montecatini, in difesa va abbastanza bene, ma in attacco, mentre tocca con il piede per nostra fortuna il numero 11, La Bella, un oriundo argentino, La Bella, un ragazzo di 27 anni. Intanto Busca può provare da 3 e c'è! Incredibile, 2 su 2 per Leonardo, che è caldo, non molto, ma preciso moltissimo. 9,35 più 8, massimo vantaggio Roseto. Ricordiamo, Roseto non è una squadra che può essere ancora classificata come valore. Abbiamo giocatori nuovi, abbiamo giocatori infortunati. Oggi non abbiamo Longobardi, mentre va a sbagliare il rimbalzo il nostro con Griffin, che si è allenato bene a Verona, è arrivato diciamo solo da 2 giorni, quindi conosce pochissimo gli schemi, ma conosce la pallacanestro. E noi intanto gioiamo di questo momento magico. 24-14 più 10 Roseto, 24-14 a 9,09, canestro e libero supplementare, possibilità di andare più 11. A non è vero, Montecatini non ha fatto un grande pre-season, ha messo dei grandissimi giocatori pagandoli tantissimo, deve riuscire a realizzare la squadra e non è sempre la stessa cosa. Lo sa bene Pesaro, che l'anno scorso e gli anni precedenti ha speso miliardi, e non scherziamo, anche se anche in A2 quest'anno si parla per le migliori, almeno a livello di investimenti, di 4, 5, 6 miliardi di budget. E purtroppo non basta il giocatore, rischia il passo in partenza il numero 13 Andrea Nicolai. Attenzione, chiama un contatto sotto canestro, ma l'arbitro lasciano continuare. La Bella rischia, non si prende molti rischi, dicono di lui, sbaglia, cerca anche lo sfondamento Roseto. Giochiamoci questo contropiede con Dell'Agnello che fa passi in partenza tutta la vita, che non vengono fischiati, di Andrea Nicolai, e però Montecatini alle polveri non bagnate li ha decisamente. Fradice, 8,28 signori, massimo vantaggio mantenuto, 25-14 e possiamo allungare. Griffin, Falco, grande fatica per Martino per liberarsi, chiama palla Griffin, cerca l'anticipo su di lui Nicolai, fa un po' di fatica, un blocco di Falco, questa volta riceve Griffin ma c'è la doppia su di lui. Abbiamo 2 secondi per tirare, dimmi che c'è,
di un niente non c'è. Rimbalza 2 volte sul ferro, attenzione a Montecatini, lato opposto, cambia lato e pesta la linea Nicolai, l'arbitro a 2 passi, non sbaglia. Cambio per Roseto, prende fiato Griffin, si è fatto 13 minuti, 12 minuti consecutivi, non crede ai suoi occhi il pubblico di Roseto, presente, 200 persone, una partita che dovrà essere investita a livello di punteggio, dobbiamo rimanere, tenere botta punto a punto, non significa niente avere 11 punti a questo momento. Rischia il fallo sul rimbalzo, Pieri, attenzione, teniamo, ecco il cavallo pazzo Nicolai che sbaglia e il pubblico inizia a arrabbiarsi, ecco i primi fischi mentre Busca cerca di prendere il tempo e c'è un fallo, rischia incuneandosi nella difesa ma si prende un buon fallo. Vediamo se qualcuno va a 2 falli, intanto noi siamo già fuori dal bonus, Cordivari 8 falli, è impazzito un po' il cronometro, 6 falli di squadra per Nicolai, problemi in attacco, attenzione a Pieri, è rientrato Sambugaro che ha fatto poco o niente in attacco ma hanno bisogno di lui, quindi l'hanno rimesso dentro. Noi abbiamo Jamal che sbaglia il rimbalzo, cerca e rischia con un tentativo di prendere il rimbalzo a Barlow, l'unico giocatore fra comunitari, guardate cosa combina Sambugaro, panico a Montecatini e la palla di Roseto che chiama una deviazione che non esiste. 7-0-8 più 11 Roseto che tiene il suo massimo vantaggio a 7-0-8. Da 2 minuti non si segna ma noi non ne abbiamo bisogno per il momento, dobbiamo gestire al massimo questa partita perché la partenza di Montecatini è stata terribile e la nostra viceversa eccellente. Conoscendo il presidente Martinelli è iper eccitato, un grande amore del basket lo ha portato dall'Aquila a Roseto perché ha sentito profumo di passione e molti altri abruzzesi l'hanno sentita. Conosciamo amici di Chieti che hanno l'abbonamento e cavalcazione, ci dicono anche del Roseto, e per vedere il grande basket quest'anno bisogna venire a Roseto ma purtroppo non c'è posto, cari signori, perché a Roseto hanno prenotato un posto da anni e guardate Montecatini cosa combina, invece di Pilastrini ci vorrebbe uno psicologo adesso, prova altre carte a rimescolare ma Busca vuole fallo tutta la vita di Aldi che si sposta per chiudere Busca, il suo ingresso è stato devastante, 2 canestri da 3 punti. Noi giochiamo da qualche minuto un paio con 3 guardie, Pieri, Busca e Martigno, e abbiamo alternato gli americani, abbiamo messo in panchina Griffin, stiamo mantenendo Falco, stiamo dando minuti di ossigeno a Dell'Agnello che ricordo nell'ultima stagione a Siena è stato riportato a quasi 30 minuti a partita ma da alcuni anni il suo minutaggio era sceso. Busca sbaglia purtroppo il libero, potevamo addirittura allungare il nostro massimo vantaggio ma abbiamo una chance di portarci 26-14. Entra prima Falco in aria, più 13 a 6-25, teniamo duro ragazzi, c'è una vita da giocare. Scarone, German, numero 6, Nicolai, ma non è lo stesso Nicolai, è Gabriele, il fratello, penetrazione del numero 4 Scarone, prova Nicolai Junior, toccano in diversi, riprende la palla proprio il fratello di Andrea Nicolai che oltre alla differenza di età, Andrea un 68, Gabriele un 72, sono nati in 2 città diverse ma per problemi di ospedale. Andrea Nicolai infatti anche se è di casa, mentre al terzo tap-in segna dopo un'astinenza lunghissima. Montecatini, dicevamo, è nato a Pistoia. Attenzione, non guasterebbe qualche punto nuovamente di Johnson. Pieri, vediamo questa azione, non molla la difesa individuale, rischia di scivolare Martino, la difesa individuale degli avversari non gli danno possibilità di tirare. Martino un numero rischia di sbagliare a prendere il rimbalzo Barlo. Ottimo, Martino è stato sfortunato nella ricerca dell'angolo giusto al tabellone. Attenzione, non c'è per fortuna il taglio di Aldi. Pieri, Sambugaro cambia lato, Gabriele Nicolai per German Scarone, anche lui praticamente inesistente.
un tiro e un errore, percentuali terribili, attenzione, non facciamo confusione sulle aperture in contropiede, c'è un tecnico, no, un time out a 4,58, 10 punti di vantaggio per Roseto, a 4,58, il time out però è nostro, non ci inganniamo, anche se il vantaggio anche è nostro, della Cordivari. Diamo un attimo un'occhiata al tabellino di Montecatini, che Andrea Nicolai con 4 punti, Comagis con 4, Barlo con 2, Scarone con 2, Sambugaro con 3, e oltre a questi punti pochissimi notiamo anche le percentuali terribili per la SNAI Montecatini. Al Pertini oggi non c'è tutto esaurito per questa squadra che non è che punta alla 1, vuole la 1 e ha speso tantissimo quest'anno. Basti pensare, per fare un esempio, per portare German Scarone, levarlo da Scavolini e un paio di altre squadre a livello europeo. Scarone, ricordiamo, ragazzo del 75, argentino di passaporto italiano, l'anno scorso a Rimini, grazie a lui Rimini quest'anno è in Coppa Corac, la UEFA del calcio, è stato nazionale ai pre-mondiali, è il più pagato della Serie A2 fra gli italiani, ha un triennale che chiama 400 milioni all'anno. A Rimini 15, 18 e 14 punti a partita negli ultimi 3 anni, ragazzo, ripetiamo, del 75. È iniziata la partita, 4,44, palla dentro, Jamal cerca lo spazio, è un grande Jamal, la trova, torna a segnare e sono 8 i suoi punti, miglior realizzatore credo di Roseto. Dietro di lui con 7 abbiamo Busca e non è entrato in quintetto. 4,27, 28-16, manteniamo il nostro massimo vantaggio, 12 punti, passo in partenza rischiato ma c'è un fallo in difesa di Jamal Johnson che difende con le mani spingendo il suo marcatore, e il secondo fallo di Johnson. Abbiamo tutti e due gli americani con 2 falli. Altro cambio, torna Dell'Agnello dopo 4 minuti di pausa ed entra ed esce Falco. Abbiamo da tempo perso e siamo entrati nel bonus, perso il diritto chiaramente di ottenere solo rimesse in caso dei nostri falli. Quindi 2 tiri liberi per Kenny Barlow, anzi scusate, Comagis, numero 14, un grandissimo, anche lui strapagato. Pieri finta, ritorna su di lui Gabriele Nicolai, attenzione Dell'Agnello dall'angolo, rischia con questo passaggio per Pieri, Nicolai pressa, Busca, poteva tirare, preferisce dare dentro, Johnson, passi purtroppo, in 2 sono andati a chiuderlo, poteva fare un pareggio in più, chiama il fallo. Bravo comunque Jamal, non per questa azione ma per quello che ha fatto fino adesso. 3,58, speriamo ci dia altrettanto nella ripresa, ma intanto cerchiamo di chiudere, andare negli spogliatoi con un buon margine. 28-18 la palla del Montecatini, all'attacco alla destra dei teleschermi in maglia bianca. Scarone, Sambugaro continua a bucare i suoi tiri. Busca questa volta in control game, attenzione su di lui Scarone che dicono sia migliorato in difesa ma per il momento sembra non impazzire troppo a marcare Busca che gli ha dato molti problemi. Cambiamo lato, proviamo con Pieri, sono a zona, Pieri penetra, Martino però possiamo giocarci un buon tiro, adesso sono ripassati, forse era arrangiata, difesa mista, intanto perdiamo palla, recupera in attacco German Scarone, lo marca Martino, differenza fisica anche in centimetri naturalmente, ruba palla, Busca, contropiede, chiudono in 2 su di lui ma trova Dell'Agnello che sbaglia, peccato, restiamo a più 10, occhio in difesa, Sambugaro e questa volta segna, si arrabbia tantissimo, tantissimo si arrabbia Melillo e andiamo a più 7. 21-28 a 2,36, hanno bloccato adesso il tabellone, forse un paio di secondi da recuperare. Roseto in vantaggio anche di 12 punti sul 26-14 a 6,25, 4 minuti fa, adesso ha perso parte di questo parziale, abbiamo il pallone, ricordiamo il nostro quintetto, abbiamo tutti e 2 gli americani in campo, intanto è uscito Martino. Siamo con Busca e credo Pieri, siamo coperti, ricordo che la nostra telecronaca è da
bordo campo, quindi abbiamo leggerissimi problemi a volte a riconoscere un paio di giocatori che possono essere simili per fisionomia o colore. Perdiamo palla, uno dei pochi errori veniali, a parte un paio di aperture in contropiedi e una rimessa in attacco di Montecatini che hanno trasformato subito. Ha sbagliato molto di più Montecatini, ma loro possono permettersi di sbagliare, noi no. 2-15, 28-21, 7 punti di vantaggio da difendere. Difesa di Jamal Johnson, Comegis, grandi mezzi atletici, ma cerca la forzatura e sbaglia. Cerchiamo di controllare questo pallone con Pieri, ci sembra una zona larga, vediamo come la attacchiamo. Pieri, però diamo molto fastidio agli altri, invece sull'angolo siamo abbastanza avvantaggiati. Pieri continua a fare finte, Dell'Agnello non ci casca Comegis, sbaglia Dell'Agnello, per fortuna tocca. Non sono affatto d'accordo i giocatori di Montecatini e chiamavano un tocco di Jamal Johnson. Siamo in rimessa sotto canestro, 1:44, subito su Pieri, il cronometro è tornato a 30. Pieri, un fallo su di lui, fallo di Gabriele Nicolai. In campo oltre a lui Comegis, Aldi, poi abbiamo La Bella e Sambugaro, quindi fuori Scarone e fuori Andrea Nicolai. Siamo in lunetta, 1:39, fuori il primo, tiriamo Malino dalla lunetta. Da qualcuno ce lo potevamo aspettare, da qualcun altro dobbiamo chiedere più precisione. Pieri, 50% per lui, 1:39, più 8. Attenzione a questo attacco, Aldi ancora in difesa individuale Rosetto, Sambugaro lo prende, Griffin aiuta bene Dell'Agnello, cercano di ritornare su Aldi che sfrutta il fondo, rischia di perdere il pallone, ottima difesa di Griffin e mancano solo 12 secondi per tirare per Montecatini. La rimessa dal fondo, occhio a non sbagliare quello che abbiamo sbagliato prima, consentendo un canestro immediato. Questa volta la rimessa è fuori, Aldi, Sambugaro lo marca Griffin, attenzione, finta, penetrazione e canestro di Gabriele Nicolai. 5 punti a partita per lui, l'anno scorso è uno dei più concreti in questo momento fra le guardie avversarie. 6 punti, uno dei minimi vantaggi della nostra squadra che rischia, tocca, è nostra, è nostra. L'ha toccata Comegis. A 58 secondi time out, secondo time out, e credo che questa volta sia sicuramente per Montecatini. Ricordiamo la particolarità di quest'anno, alcune regole cambiate. Nel secondo tempo ci sono 3 time out per squadre, non 2, regola nuova di quest'anno, e negli ultimi 2 minuti di gioco effettivi, guardando il tabellone, il tempo viene fermato dopo a canestro realizzato, il tempo si ferma e viene rifatto ripartire a rimessa effettuata, cioè non quando il pallone esce, ma quando tocca la mano del primo giocatore che riceve la rimessa del dopo canestro. Questo per consentire un maggior tempo effettivo nei minuti finali, oltre, come ricordo, a quella già citata dei 3 time out nel secondo tempo, per un totale di 5 a disposizione di ogni squadra nella partita, ma 3 nella ripresa. Quindi maggiore possibilità, anche se teorica, di gestire la partita da parte degli allenatori. Amici del basket, rientriamo per il secondo tempo di una partita che ci ha sorpreso in positivo. Rosetto in vantaggio, la Cordivaria 6 punti di vantaggio, 29-23. Il nostro vantaggio era stato anche superiore. Vittorio Molinari trasmette da Montecatini una prima partita difficilissima. Montecatini infatti è insieme a Pesaro la favorita numero 1 di questo campionato di Serie 2, che a 14 squadre prevederà 3 promozioni in Serie 1 e che ha grandissimi pubblici. Reggio Calabria, Trieste, Roseto, Pesaro garantiranno oltre 5.000 presenze a partita, addirittura per fare concorrenza alla Serie A1, se non batterla a livello di incassi, sicuramente a livello di spettatori. Intanto un errore per Montecatini, mentre Roseto si è ripresentato in campo col suo quintetto di inizio gara. Martino cerca dentro e trova Griffin, che è costretto a uscire. Contatti con Nicolai, ancora una volta benissimo sul fondo in hesitation, però purtroppo
viene fermato da Comegis, che è un grosso atleta, è forte fisicamente e in più di lui ha anche un decina di centimetri. Il quintetto di Montecatini invece vede Andrea Nicolai, Scarone e Sambugaro, quindi praticamente lo quintetto base anche per loro. Rischia il passi, liberissimo Comegis, va a sbagliare in 2 a rimbalzo, lo facciamo nostro. Martino passa da metà campo, in questo secondo tempo siamo all'attacco alla destra dei teleschermi in maglia blu. Miglior realizzatore per la nostra formazione è stato Jamal Johnson con i suoi 8 punti e Dell'Agnello purtroppo non ha segnato, 0 su 6 per lui. Al tiro Johnson ridà fuori, Martino 2 secondi per tirare, quasi dentro la palla, vediamo di chi è data a Montecatini. Inizio molto confusionario per tutte e due le squadre. Rimaniamo sul risultato del primo tempo. Montecatini in attacco per accorciare, purtroppo con una squadra dal tasso tecnico così alto non possiamo fare errori veniali, non ce li potremo mai permettere in un campionato così competitivo. È lungo il tiro a rimbalzo, fallo di Dell'Agnello, io avrei detto Barlo tratteneva, invece l'arbitro ben piazzato, ha fischiato Facchini, credo, o Sardella, no, ha fischiato Sardella, l'esordiente. Attenzione alla rimessa, Pieri dà fastidio alla rimessa a Nicolai, immediato il tiro di Scarone che esce per nostra fortuna. Dicevamo il primo tempo ci è andato bene qualcosa, oltre alla buona prestazione della nostra squadra, e dobbiamo approfittare di questo. Martino raddoppiato, va a sbagliare, non c'è deviazione. Si dispera Melillo, purtroppo parlavamo di errori veniali. Sono cose che non si possono fare a livello di Serie A, specie se si vuole vincere a Montecatini, cosa che poteva essere ritenuta una impresa eccezionale prima di questa partita, prima della prima contesa, ma adesso è realtà, possiamo farcela, ma è dura. Attenzione, recuperiamo con Pieri, errore in attacco di un Montecatini che non ne vuole sapere di giocare da squadra, continuano a giocare per quello che sono 5 ottimi giocatori. Scarone e Sambugaro non hanno inflitto nessun tipo di ascendente su questa partita. Tanto Pieri, esce Martino, molto fisica la difesa su di lui di German Scarone. Anche buono l'anticipo di Sambugaro su Pieri, abbiamo problemi di fluidità. Martino, per fortuna Dell'Agnello trova un buon tiro ma va a sbagliare, a rimbalzo si lotta, è nostra sulla contesa. Passi dato a, credo, Montecatini. Passi di German Scarone, il pubblico non ci sta. Tanto ringraziamo per la collaborazione Telegranducato e il suo staff che sta realizzando una ripresa a più telecamere per darci il massimo risultato, il massimo effetto possibile per il basket, che naturalmente ha bisogno di avere immagini. Attenzione alla palla dentro, c'era un fallo su Jamal Johnson e c'è anche il canestro a seguire. 10° punto, va in doppia cifra Jamal e c'è anche il libero supplementare. Stiamo nuovamente allungando. Umberto Bracili affianca a me, ci siamo dati un 5 il primo tempo e c'era un motivo. Sì, è stata una bellissima azione di Griffin. È una partita, diciamo, è la prima partita del campionato, la partita è certamente bella e Roseto sta reagendo nel migliore dei modi, speriamo bene. Bene, naturalmente incrociamo le dita tutti, chi ascolterà la partita probabilmente saprà del risultato, ma non tutti probabilmente, visto che copriamo quasi tutto il centro Italia con la nostra emittente e sicuramente potremmo portare un messaggio di grande pallacanestro anche agli amici del Molise e della Puglia. Sbaglia libero supplementare, non grandi percentuali, questo si sapeva, per Jamal, che però tutte le sue palline se le giocate bene. Chiaramente deve prendere anche dei rischi, è un 2 metri, forse gli manca un centimetrino per arrivare a 2 metri, malgrado il 2-2 ufficiale, però ha due gambe che promettono di saltare alla grande. German Scarone è una grandissima forzatura, questo è un fallo in attacco e c'è il fallo dato a Jamal Johnson, terzo fallo per lui, ma secondo me c'era un grandissimo fallo sotto canestro, una spinta non vista.
16:05, 4 minuti trascorsi nella ripresa e la situazione è leggermente migliorata rispetto al risultato del primo tempo, 23-29 pro Roseto. Per la nostra Cordivari adesso il vantaggio è di 8 punti, anche se siamo in difesa per subire 2 liberi. Il primo va dentro, Barlow segna, lo ricordiamo dopo Milano in Israele, 3 punti per lui, pochi punti per tutti i giocatori, hanno segnato quasi tutti, ma per il momento manca il match win, speriamo che Montecatini assolutamente non lo trovi. Quinto punto per Barlow, 25 Montecatini, 31 Roseto in attacco con Pieri, prima partita del campionato di Serie 2, abbiamo già ricordato, si chiama Omnitel Cup quest'anno dal nome dello sponsor, campionato numero 77 a livello italiano, il primo lo vinse la SEF Costanza Milano nel 1926, terza stagione storica del Roseto in Serie A, le precedenti promozione della BBC Basketball Club Roseto nel 81-82, campionato perso poi allo spareggio la Convergence Roseto 82-83, malgrado la grande passione. Martino prova, c'è un fallo sul tiro da 3 punti e 3 tiri liberi per Roseto, punti assolutamente da capitalizzare. Martino ha delle ottime statistiche ai liberi, speriamo si possa confermare. 15-38. Fino a questo momento abbiamo giocato con 7 giocatori, non sono entrati Toppo, non è entrato Danelli e nemmeno Amoroso. Nel primo tempo abbiamo avuto Falco che ha dato il cambio a Dell'Agnello, primo canestro e anche il secondo va dentro. Mike Martino, importantissimi questi punti, anche se da qui alla fine ci manca non una vita, 2. Ricordiamo Mike Martino esce dall'università, dalla Buffalo University, passaporto è portoghese, quindi gioca da comunitario per il Roseto, però è americano naturalmente, Buffalo University negli Stati Uniti. Attenzione a Comegis, palla dentro, va a immaginarsi un compagno che non esiste, fischi del pubblico, e questo, anche se non siamo molto sportivi, è positivo perché contribuisce a dare nervosismo a una squadra che avrà una grandissima pressione quest'anno e già la sente da questa stagione. Griffin cerca una soluzione, poi preferisce non forzare, fa bene. Martino, ci sembra più lenta la difesa del secondo tempo, mentre Dell'Agnello va a sbagliare, prende il suo rimbalzo, non fa passi ma perdiamo il pallone. Andrea Nicolai cerca il centro, trova Barlow e da 2 ed è dentro. 27-34, 7 punti di vantaggio, poteva andare meglio ma siamo sempre in testa. Dell'Agnello virgola, purtroppo forse abbiamo chiesto troppo a lui a livello agonistico, è un grandissimo a livello di punti, abbiamo bisogno attualmente di molti punti, mentre Martino prende coraggio, anche perché come detto la difesa di Montecatini si è allentata. Vediamo di non allentare la nostra di difesa e di attenzione. Grande Jamal, fa tanta fatica ma si impegna in virtù anche delle sue gambe molto mobili, però Comegis ne sa diverse, più del diavolo, e porta a 29 la sua squadra, 5 punti di vantaggio. Roseto in attacco, 14-08, Pieri di sinistro, poca fluidità in attacco, pessimo passaggio, per fortuna Montecatini non lo prende e si conferma quello che dicevo io nel primo tempo. Siamo fortunati nelle palle vaganti, mentre c'è un cambio, Busca per Martino, ha dato grandi cose nel secondo tempo, vediamo se Busca riuscirà a fare quello che ha fatto nel primo. Roseto in attacco, palla dentro, Jamal non la prende, Roseto la salva ma la consegna nelle mani di Scalone. Attenzione Sambugaro nell'angolo e c'è un canestro da 3, esplode il palasport di Montecatini col canestro del suo capitano Andrea Nicolai, un triennale per lui, ritornato nella sua città, classe 1968, ex nazionale, ho già detto campione d'Italia con Benetton Treviso 2 anni fa. Nicolai a Forlì 3 stagioni or sono segnava 20 punti a partita, ha perso un po' l'abitudine a giocare molto, visto che a Treviso faceva la riserva, diciamo, anche se giocava minuti di qualità. Intanto siamo solo davanti di 2 punti, 32-34 da 13-49, e abbiamo Montecatini proprio col fiato addosso.
e il pubblico rinasce. È sempre un pericolo quando il pubblico si sveglia. Dicevamo di Andrea Nicolai un triennale, opzione sul quarto e possibilità di diventare un dirigente di questa società nuova quest'anno, nuovo anche lo sponsor, SNAI, Sport e Scommesse, mentre sulla sedia del cambio c'è Falco. Vediamo se fanno, sì, autorizzano il cambio, restiamo dentro con Pieri, Busca, Falco, Dell'Agnello, abbiamo assolutamente bisogno di lui e lui lo sa, e forse per questo ha forzato un paio di tiri, ma la partita è tutta qui, è ancora da vedere. Dicevo, stesso problema di Nicolai che non ha grandi minutaggi, almeno in A2 negli ultimi 2 anni, stesso problema per Sambugaro che faceva il cambio a Milano. Attenzione, 9 secondi per tirare, c'è un fallo, il cronometro ritorna a 30, il fallo è di Nicolai e per Nicolai è il secondo, nessuno con 3 falli per Montecatini, che però di falli di squadra ne ha già 4, solo 2 per Roseto che però ha con 3 falli Jamal Johnson. Jamal Johnson in panchina, c'è Falco al posto suo. Busca, dobbiamo iniziare a segnare, abbiamo fatto solo 3 punti in 6 minuti e mezzo, riusciamo a salvare questo pallone, diamo palla a Busca, forse si è fatto male la mano Pieri. Busca, uno contro tutti, Griffin per bucare, il mancino di Roseto è corto, non segue il suo rimbalzo. Montecatini per il pareggio, l'eventuale sorpasso in caso tirasse da 3. Cerchiamo di rimanere concentrati. Nicolai, siamo a uomo, Scarone, Busca, lo perde, attenzione a Scarone, segna, parità, 34 pari. Si rinizia, 12:42, questa è la pallacanestro e questo è Busca che rischia il passo in arresto. Griffin, siamo totalmente slegati in attacco, stiamo giocando in maniera da rilegare, non c'è un filo logico nelle nostre azioni per il momento. Improvvisa Pieri e sbaglia, vai Sandro, canestro e tiro libero quando il gioco si fa duro. 12:21, primi punti di Dell'Agnello ma tremendamente pesanti. Libero supplementare, importantissimo quando una squadra ti riacciuffa dopo 27 minuti, rispondere subito è importantissimo, perché dare un contro break vuol dire fargli capire che è dura e a quel punto l'entusiasmo e anche l'appoggio del pubblico cala. Ma è tutto da verificare. Jamal Johnson sempre in panchina, c'è stato un errore forse nel cambio, non doveva uscire Griffin, doveva uscire Pieri. Allora giochiamo, credo, con Busca play, Martino guardia, Griffin ala, alla pivot a scelta fra Dell'Agnello e Falco. Siamo senza avere il pivot, ma del resto anche come americani abbiamo dei pivot abbastanza sui generis, tipo Jamal Johnson, molto reattivo, e questo potrebbe essere un elemento da sfruttare per un gioco in velocità, però chiaramente a livello di centimetri paghiamo qualcosina. Ricordiamo, aspettiamo e lo aspetteremo ancora per qualche settimana, dopodiché Roseto dovrà cercare altre soluzioni. Van Vanulsen, un altro naturalizzato in attesa del suo passaporto svedese, lui sì che ne ha di centimetri. Attenzione, 2 secondi per tirare, forza Sambugaro, è un missile e c'è un rischio di fallo, toccano in 1000 ma la palla è blu, contropiede, attenzione, Griffin non la perdere, Griffin la investe in canestro. 11:39, Roseto risponde, Roseto c'è, la Codivaria in partita e Montecatini deve ancora sudare se vuole i primi 2 punti che credeva facili. 11:29, Scarone per Sambugaro, lo marca Martino, attenzione a Nicolai, chiama palla Comegis, riceve, c'è Falco su di lui, Barlow non si aspetta questo pallone, non forza l'1 contro 1 con Dell'Agnello, Comegis perde palla, palla 2, no, è nostra, grande Roseto in difesa. 11:12, Vittorio Molinari, prima di campionato, Cordivari Roseto, impegnata sulla shot Montecatini, primo time out del secondo tempo. Abbiamo già ricordato che nel secondo tempo nuove regole, ogni squadra a disposizione 3 time out. 38-34, ha risposto con un parziale di 4-0 e si è riportata avanti a 11:12, ha segnato poco, solo 5 punti in 8 minuti, però Montecatini non ne ha fatti di più. Time out,
Partita importantissima, ricordo, dopo Roseto avrà 2 gare in casa, tutte le partite di campionato domenicali si giocheranno alle 18, quindi non cambierà mai l'orario nelle partite interne ed esterne. Roseto quindi domenica impegnato in casa con lo Iesi, una delle 7 squadre date come favorite in questo campionato, forse non a livello di peso di questa Montecatini, ma tra le favorite, quindi partita durissima. Domenica alle 18, dopodiché altra partita sempre in casa la domenica seguente, domenica 11 ottobre. Calendario duro, non tanto per il fatto delle partite, le prime 2 su 3 in casa, ma per i nomi che dobbiamo affrontare in questo inizio di torneo. Ma con sole 14 squadre, con 7 squadre teoricamente favorite per andare in A1 e 2 retrocessioni più altre chiamate outsider, vi potete immaginare che partite facili ce le potremo scordare quest'anno, e se le sta scordando per il momento anche Montecatini, che pensava di fare la prima passeggiata interna del campionato. Busca sul fondo, rimbalzo, c'è Dell'Agnello, c'è Griffin, la nostra, tieni palla Dell'Agnello, fa saltare un avversario, il tiro è corto, la palla è di Montecatini, dobbiamo giocarla ai 30, così non va bene, ma forza anche Nicolai, ma lui segna, e da 2, 38-36. Da fuori, no, da 3 mi dicono, 38-37, si avvicina a un punto, fallo in difesa di German Scarone, ed è il terzo fallo per lui, anche se non c'è da preoccuparsi per il momento. 10 minuti e 24 alla fine. Ricordo tutte le telecronache esterne del Roseto in onda alle 23:15, tutte le telecronache interne, vale a dire quando il Roseto giocherà in casa, su questi canali domenica 20:30, 20:45. Uno sforzo importante di questa emittente per seguire il basket, e anche un ringraziamento, una grande soddisfazione da parte mia per la possibilità di poter seguire fianco a fianco della squadra questa stagione anche in trasferta. Martino da 3, signori, Roseto non molla, 41-37, dicevo ringraziamento a 10 anni dal mio esordio in Serie A, allora commentavo da ragazzino 21enne, Packard Pescara in Serie A2, intanto c'è un fallo di Griffin, la Packard Pescara, e dopo 10 anni si torna in Serie A, e una grande soddisfazione anche per il sottoscritto, essere vicino a uno sport che penso si possa capire amo in maniera importante, diciamo così. Del resto è uno sport che a livello di amore è conosciuto a Roseto da tantissimi anni, e poi non per i rosetani probabilmente, ma per gli altri magari al prossimo time out, anche se questa partita non credo mi darà la possibilità di fare molto a Marcord, perché è tutta da vivere a 9:53. Basta ricordare che il primo campionato Roseto l'ha vinto a livello provinciale, la prima campionato ufficiale di basket nel lontano 1936. Ma siamo in difesa, c'è una mezza stoppata, il rimbalzo è lungo, prendiamolo, Busca 1 contro 3, si deve fermare, Martino fa saltare 2, va a penetrare il libero, e il libero Busca e segna! Grande Leonardo Busca, amatissimo dai rosetani, anche perché è il ricordo della stagione vincente dell'anno scorso del Roseto, che ha con il suo presidente Michele Martinelli e tanti dirigenti, alcuni storici, altri arrivati da poco come Ercole Cordivari e il suo staff, a livello di sponsor, a sorreggere in questa grande avventura. Attenzione, prendiamo questo pallone per un niente, no, sul fondo Scarone va a forzare fisicamente il rimbalzo, 3 secondi tutta la vita, danno un fallo a Roseto, mamma mia, l'ha fischiato Sardella, l'esordiente. Non vogliamo dire con questo che non sia giusto, ma signori, quando uno aspetta 2 secondi in aria e poi passa la palla a un compagno in aria, a casa mia e penso anche nelle altre case di questo pianeta, si fischia 3 secondi. Fallo in difesa, 3 falli per Griffin, 3 per Johnson, Pieri, Dell'Agnello e Busca 2. Attenzione, sotto canestro ci riprovano e ci riescono di nuovo. Vediamo a chi danno il fallo, almeno non abbiamo preso canestro, ma continuiamo a avere problemi. Forse a Dell'Agnello che ha il quarto. Intanto l'organizzatissimo staff della SNAI Montecatini ci porta i dati, 2000 spettatori di cui 200 abbondanti rosetani. Segna Barlo il primo.
2000 spettatori, almeno come paganti. Segna il secondo, eravamo a più 7, quindi eravamo sul 44-39, più 7, eravamo senza gli americani in campo. Abbiamo un team praticamente italiano con Martino che è naturalizzato, cioè più che naturalizzato è di passaporto, quindi è un comunitario, passaporto portoghese. Pieri, taglio di Busca, non taglia, preferisce uscire. Martino cerca dell'Agnello, ma col contatto con Pieri, un suo amico ai tempi di Livorno. Sì! 46-39, torniamo a più 7, 4 punti per Dell'Agnello. E abbiamo ancora gli americani in panchina, signori, stiamo tenendo botta, ma la palla dentro, soffriamo Comegis, corto, rimbalzo, dimmi che è nostro e c'era anche il fallo di Aldi che non ci fischiano, non bruciamo questo pallone. Pieri, da fuori c'è un fallo ed è per noi. Grande, grandissimo Roseto, 8-17, una partita che forse tecnicamente a livello di percentuali non è ad altissimo livello, basti ricordare che nel primo tempo Montecatini ha tirato col 29% dal campo e Roseto meglio, ma con un 44% che è sotto la media nazionale del tiro del 46%. Attenzione Falco, primo tentativo e segna! Signori, forse la nostra giornata, ma non lo dirò più fino a 20 secondi dalla fine. 7 falli di squadra per Montecatini, solo 5 per Roseto che sta difendendo alla morte. Busca, cerca di anticipare sulla Bella e lui sì che è naturalizzato. Era argentino, Comegis, Falco, fallo, giusto. Fallo di Falco, non al tiro, andiamo a 6 falli di squadra. 7-47, Cordivari Roseto 48, SNAI Montecatini 39. Torna al massimo vantaggio del secondo tempo. Ma c'è in attacco, attenzione, rimesse dal fondo abbiamo sempre avuto un po' di problemi. Tanto siamo 39-48, più 9. Grande Falco su Comegis, è nostra! 5 secondi, ha tenuto la palla 5 secondi, sale la panchina del Roseto. Signori, qui si sta facendo la storia. Siamo solo all'inizio, ma a 7:35 abbiamo 9 punti alla palla. Busca, Martino, Falco, Busca, Dell'Agnello e Pieri. E signori, non è problemi di falli. Melillo sta dando fiducia a questa squadra. Martino da 3, sbaglia il rimbalzo, attenzione, copriamo il contropiede. Rientrano in molti, Martino quasi ruba palla. Fallo e canestro in schiacciata di Barlo. Peccato, purtroppo sono giocatori che giocano da soli, spesso però in contropiede a campo aperto sono infermabili, inarrestabili. 41-48, time out per noi, 48-41, a 7-14. Momento decisivo, ma di momenti decisivi in questo secondo tempo ce ne saranno tantissimi. Tra break e contro break la situazione ha visto il Montecatini, se non sbaglio, abbiamo a fianco a noi Umberto Braccilli, credo che non sia mai stato in vantaggio Montecatini. Mai, è arrivata alla parità all'ottavo del secondo tempo e partita subito in svantaggio. Quindi non è che stiamo in testa, ma stiamo meritando. Stiamo sicuramente meritando, la squadra sta giocando adesso anche in modo egregio in difesa. Vedo anche meno errori rispetto a magari fine primo tempo, inizio secondo, abbiamo perso qualche pallina bruttina, ultimamente no. E poi no, infatti, e poi c'è una cosa, stiamo giocando senza Dell'Agnello che deve essere, diciamo così, il nostro faro. Senza tra virgolette, cioè... esatto. Abbiamo i due americani ancora in panchina, Melillo dà fiducia alla sua squadra e fa bene anche perché ricordiamo Griffin e Johnson hanno 3 falli, quindi se li possiamo gestire ancora per un paio di minuti i nostri italiani. Questo è solo un tiro libero, ricordo, è un supplementare dopo la schiacciata. Ballo, durante la schiacciata subito il fallo di Falco, si va a rimbalzo, occhio a non perdere palloni importanti, taglia fuori è buono ma non c'è bisogno. Pressione sulla rimessa, attenzione, Pieri cerca di beccare e c'è il fallo immediato e andiamo a tirare perché adesso tutte e due le squadre sono a 7 falli. Pieri ha giocato parecchio in questa partita in quintetto e si sono alternati Busca, Martino,
però Melillo spesso ha anche messo nel primo tempo, ha fatto il tentativo dei 3 piccoli, diciamo italiani, tra virgolette, considerando Martino un comunitario. Pieri segna il primo. 49-42, torniamo a più 7, più 8, 7-11. Quando ero bambino Dan Peterson diceva: fino a quando i minuti che mancano sono più dei punti, state tranquilli. Signori, abbiamo più punti che minuti, cerchiamo di tenere duro. La Bella segna, si arrabbia Melillo. 44-50, 6-53. Pieri, la Sharp deve recuperare, dovrà fare qualcosa di più, quindi aspettiamoci un finale terribile e se è possibile dovremmo dare ancora di più. Dell'Agnello prova sul fondo, poi ci ripensa. Martino, Pieri è libero da 3, sembra buono, sì! Grande, si gira verso i suoi 200 tifosi e Roseto torna a più 9. Grandissima Cordivari. Martinelli secondo me è in piedi, io non lo vedo ma secondo me è in piedi, o se non è in piedi si alza spesso. Speriamo che l'appoggio di Roseto e dei suoi tifosi non manchi mai quest'anno, perché è vero che ci sono tanti campi caldi, ma proprio per questo è importantissimo sentire quando si segna in certi momenti, non tanto perché se no non si può vincere, ma perché ci sono solo alcuni momenti della partita, quando la squadra di casa ti fa un break e senti il palazzetto esplodere, inizi o puoi avere paura, e in quel momento se invece senti che c'è qualcuno vicino a te cambia qualcosa, ve lo posso garantire, non ad alto livello, ma 11 anni di pallacanestro mi ricordano questo. 2 tiri liberi a 6-19 portano a 46 il Montecatini e lasciano a un buon vantaggio ma non eccezionale di 6 punti. Pieri appena segnato da 3, ancora Pieri, Falco, attenzione, ci stanno per chiudere i terminali ma Martino è libero, sbaglia, cerca il rimbalzo dell'Agnello, attenzione a non subire i contropiedi che spesso sono mortali. Nicolai, Barlow da fuori, è fuori, rimbalzo, attenzione, non lo perdiamo, lo salviamo, grande ragazzi, teniamo botta. 5-48, Martino, Busca, Pieri, Falco, dell'Agnello, il nostro quintetto da 10 minuti e abbiamo ripreso dei punti, non solo li stiamo tenendo, e se vogliamo dire che non abbiamo panchina, questa è la risposta. Dell'Agnello sbaglia, tocca Falco, dice calma, ma dov'è la calma se stiamo vincendo a Montecatini 53-46 a 5-25? Ed ecco i nostri cambi che poi sono i nostri titolari. Jamal Johnson sul fondo, Pieri è libero, Martino fa la finta, piazzato di Falco, sì! Time out signori, che Roseto, che Roseto. 5-13, 46 a 55, siamo a più 5. Mamma mia, è stato un viaggio lungo signori, non tantissimi chilometri, brutto tempo, autostrada, incidenti, brutto tempo, ma ne valeva la pena. Grande partita, questa è la pallacanestro, speriamo non finisca in maniera diversa da come è sempre andata in questa partita, con Roseto in testa sempre, e quindi potrebbe, anzi sicuramente merita di vincere questa gara e lo sta meritando con i suoi 9 punti di vantaggio anche a livello di tabellone elettronico a 4 lati stile NBA. Bello questo palazzetto, non è quello di 10 anni fa intitolato a Pertini, l'ex presidente della Repubblica, tanto arrivano anche dei risultati e a sorpresa è un parziale, Ragusa sta vincendo di 14 a Trieste, altra squadra che da molti è stata data favorita, tra le favorite. Guarda, secondo me Trieste non è che abbia questo organico così da poterla ritenere al di sopra di altre, a meno che i due americani non facciano sfraceli. Vedo qualcun altro, ma sicuramente non Trieste fra le prime 3 o 4. Comunque intanto sta perdendo in casa, è giusto questo fallo dato a Falco su Nicolai e Andrea Nicolai va a tirare. C'è un'interruzione per un cambio, intanto abbiamo rimesso dentro solo Jamal Johnson per Dell'Agnello a 4,57 con i nostri 9 punti di vantaggio. Prima che Nicolai vada a tirare, andiamo a vedere la sua percentuale di tiri liberi, 23 su 33. Non è eccezionale signori, però che vi devo dire, 23 su 33 l'anno scorso, giocando poco, mano fredda, segna il primo.
comunque non è importante subire o non subire solo questo canestro. Attenzione, presumo una pressione sulla rimessa, vediamo a metà campo, Scarone aspetta Busca, fanno confusione, fanno buon segno, Nicolai non sapeva chi prendersi, va a prendersi Busca, sgomita Falco, attenzione a non fare falli in attacco, 4,45, abbiamo 7 punti e la palla, valgono più i 7 punti che la palla, ma potrebbe diventare di più. Martino sbaglia il rimbalzo di Comegis, rubiamo palla, però è di Montecatini, bravo Martino, aveva dato fastidio. I nostri polmoni ci sono ancora abbastanza, non possiamo dire altrettanto del nostro cuore che palpita alla grande. C'è un fallo? Non c'è canestro. Fallo su Nicolai, rientra Dell'Agnello, esce Falco, 4,20, 7 punti, ricordiamo il primo tempo, 23-29, 6 punti di vantaggio per Roseto, che ha chiuso sì con un vantaggio non eccezionale, ma ricordiamo che Roseto nel primo tempo era arrivata a 26-14, quindi aveva avuto un vantaggio anche di più 12. Nicolai 3 su 3, è un grandissimo giocatore, ricordiamoci Nicolai, classe 68. Non ci pensa troppo per tirare, è un pregio o un difetto, ma è un grande giocatore. Era un fallo su tiro da 2, buon per noi, li ha segnati tutti e due, questo non va tanto bene. 4,16, 5 minuti ormai sono passati, abbiamo Jamal Johnson dentro, non gioca da un sacco di tempo, hanno già fischiato in frazione di 5 secondi e ce la fischiano anche a noi adesso. Senza palleggiare non si può tenere la palla per più di 5 secondi. Rientrante Griffin per Martino, abbiamo questo quintetto con i nostri 5 pedini di vantaggio da difendere. Alla sinistra dei teleschermi abbiamo Dell'Agnello, Pieri, Busca, è il nostro quintetto base del primo e del secondo tempo, ad eccezione di Busca per Martino, per capirci. Ma guardiamo questo attacco, Scarone, Sambugaro, Nicolai, sfugge a Griffin, lo raggiunge, aiuta Dell'Agnello sul fondo, ancora Dell'Agnello, ottimo, scaricano su Barlo, non c'è nessuno, deve ridare fuori Sambugaro, buona circolazione, Scarone, piazzato, in hesitation, sbaglia, il rimbalzo, è preso da Scarone, non c'è nessuno per stopparlo e segna. 52-55, peccato, aveva sbagliato, e qui 1700 tifosi di casa, io non sento più la mia voce, l'importante è che senta il canestro Roseto. Non giochiamo statici, c'è un fischio, non l'ha sentito assolutamente nessuno. 11° fallo di squadra di Roseto. Tiri liberi per Busca, speriamo. Diamo un'occhiata un attimo ai tabellini per i nostri. 10 punti Johnson, che è stato in panchina tantissimo nel secondo tempo. Segna Busca intanto, per lui è l'11° punto. 12 Pieri, miglior realizzatore del Roseto, 8 punti per Martino, 7 per Griffin, 2 su 2 per Busca. Non la vogliamo mollare questa partita, signori, ve lo comunico ufficialmente. 3-21, 5 punti da difendere, i nostri due americani con 3 falli a testa. Non abbiamo grandi problemi, Griffin su Nicolai, grandi mezzi fisici, c'era uno sfondamento che non ci fischiano, è corto, il rimbalzo è nostro, lo teniamo, Busca vuole andarsene, Busca sbaglia, riprendiamo la palla, Jamal, 6 e Griffin, Jamal, ricordatemi, devo baciare Jamal negli spogliatoi, questo pallone secondo me, come diceva Totò, Lassamo perde. 52-59, 7 punti da difendere, palla dentro, Dell'Agnello, grande, tocca il pallone, lo sporca a 2,36, restano 15 secondi per Montecatini, il Roseto ci crede, in attacco, attenzione, non facciamo errori in difesa, scappa Comegis e sbaglia, il rimbalzo è nostro, mamma mia, Busca al pallone, 2,28, Roseto 59, Montecatini 52, grande partita, perdiamo il pallone, attenzione, 4 contro 1 e Scarone va a segnare.
59-54, avevamo 7 punti, ne abbiamo 5, ma i minuti sono solo 2. Busca nel basket può cambiare un risultato anche con 8-9 punti di vantaggio in un minuto, quindi non illudiamoci, ma crediamoci, questo sì. Vedo Griffin molto fluido, c'è un ricerca di sfondamento, gli arbitri non la danno, Griffin uno contro tutti, questo è Busca, Tambugaro, c'è un blocco, una finta, palla dal lato opposto, Griffin, forza, sbaglia, rimbalzo, lotta Jamal, lo prende Barlow, Montecatini in attacco, a 5 punti da recuperare, riusciamo a chiudere in difesa, non perdiamoci mezzo uomo, Barlow, 1,29, 5 punti, il pubblico vuole che tiri subito Scarone, rubiamo palla, fallo intenzionale, signori, fallo intenzionale, ma per noi, time out Roseto, e un altro 5 con Umberto Braccilli, ci sta tutto, e Roseto impazzisce, e i suoi tifosi anche, a 1,23, 59-54, fallo intenzionale perché ha perso il pallone a metà campo per impedire il contropiede di un grandissimo, credo, Umberto, era Giamallo o Griffin in contropiede? Griffin, numero 10. Purtroppo mi scuso per, spero, le poche incertezze nel riconoscere i giocatori, perché noi siamo sotto canestro e quando naturalmente abbiamo tutto il contropiede dal lato opposto a volte può scappare una mezza cifra. Comunque ha rubato Griffin, ha subito un fallo intenzionale, quindi tiri liberi più possesso di palla a 1,23, 59-54. Signori, se c'è una squadra che merita oggi è Roseto. Grande esordio, sarà contento anche lo staff dello sponsor Cordivari di Moro d'Oro, il boss Ercole Cordivari ha abbinato il suo nome a una squadra che è vincente per il momento, e se non riuscirà per qualche stranezza a portare in porto questa partita che sembra dalla parte nostra, sicuramente un grandissimo applauso a Roseto in ogni caso. Griffin, 2 tiri liberi che valgono una vita, segna il primo, 60-54, andiamo a più 6, attenzione, grandi tiratori da 3, Sambugaro è un grande tiratore, Nicolai è un grande tiratore, gente abituata a recuperare partite per i capelli, ma intanto devono recuperare il pallone è nostro e i punti sono 7, 54-61, pressione sulla rimessa a 1,23, è rientrato Martino, Pieri ha problemi, deve rischiare, Martino prende il pallone, Sambugaro, buono, bravo Martino, Pieri, pressione su di lui, Scarone, non fanno fallo, però vanno a raddoppiare, fallo adesso e Pieri va in lunetta, ottimo, 1,10, signori, quando, non so chi non lo sapesse, ma la SNAI Montecatini è la favorita numero 1 per la promozione insieme alla Scavolini Pesaro, e noi stiamo vincendo in casa sua, dominando. Non è che stiamo vincendo, scusate se mi sto lasciando andare, stiamo stravincendo, 63-54 a 1,10. Montecatini ha bisogno di un miracolo, noi non glielo vogliamo dare. Sotto canestro Nicolai, Griffin lo marca uomo, Sambugaro, anticipo, è nostra! Signori, abbiamo vinto. La Cordivari Roseto sbanca Montecatini e vince una partita durissima. Non so quanti vinceranno quest'anno a Montecatini, intanto segnate sul vostro diario. Cordivari vince a Montecatini, 59 secondi dalla fine. Stiamo anche allungando, il pubblico se ne va, i nostri non ci pensano nemmeno a lasciare le tribune. 6-5-5-4 più 11, raddoppio su Nicolai, non facciamo fallo, forza Sambugaro, Martino addirittura tocca il pallone, tiro da 3, subito rimessa su piede, subito fallo del numero 11, La Bella. E adesso quelli del Roseto dicono Serie B, e non è per cattiveria, perché quelli del Montecatini lo hanno detto all'inizio a noi. Io comunque sono per il massimo della sportività, spero che quest'anno i tifosi del Roseto si godino alla grande questo grande campionato, ma rispettando
con la R maiuscola, anche se purtroppo l'R non è stata inserita nel mio vocabolario purtroppo per problemi di dizione. Attenzione a Sambugaro, fallo, tiro da 3, 45 secondi, 3 tiri liberi di Martino. Comunque abbiamo 10 punti di vantaggio. Dicevamo massimo rispetto per gli avversari, anche perché il fattore campo a Roseto quest'anno sarà importantissimo. Non possiamo permetterci nessuna minima squalifica, non solo a livello di budget, perché i soldi buttati sono appunto buttati, ma soprattutto a livello di fattore campo. Quindi massimo rispetto all'avversario, massimo spinta alla nostra squadra. Mi raccomando, quest'anno non molliamo mai, però rispettiamo gli avversari, anche perché di Roseto si deve parlare bene in tutti i sensi, in tutta Italia. 3 su 3, attenzione. Pieri passa la metà campo e c'è un fallo. Sfumano le ultime paure di gestione di questa partita. 43 secondi, chiaramente ogni fallo sistematico prevede il Roseto in lunetta. Per la Cordivari un esordio che più bello non ci poteva essere. Sembrava una partita segnata, di quelle che tornavi dicendo vabbè, abbiamo perso con Montecatini. Invece stiamo vincendo alla grande, 68 a 60, Pieri 2 su 2 per lui, 69 a 60. E come me Umberto Bracilli si è fatto un bel viaggio, adesso il lavoro non lo disturbo, ma ne valeva la pena per lui e per tutti i tifosi che sono venuti oggi. Quasi fallo in attacco di Labella, un tiro di Sambugaro che continua a segnare, 9 punti per lui in un attimo, meno 6 a 35 secondi, ma signori, schiaccione! E questo è Griffin. E andiamo e torniamo a più 8. Sambugaro a Milano giocava solamente pochi secondi, addirittura è andato in nazionale, ecco, per questa sua caratteristica, anche se poi ai mondiali non ha giocato mai. Intanto Pieri va a uccidere la gara e la dignità del Montecatini. Ancora un tiro di Nicolai, ancora un rimbalzo, palla di Nicolai che perde il pallone, lo recuperiamo noi e non ci fanno fallo. Aspettiamo 8 secondi dell'Agnello. Assist, Pieri, grande lo stesso, non importa, signori, è finita. 73 a 63, gloria, gloria alla Cordivari Roseto che vince 73 a 63 ed è stata una grandissima partita. Scusate, abbiamo abbandonato un attimo il microfono. Salutiamo Busca e tutti i nostri eroi. 73 a 63, fischi per il Montecatini, una partita finita alla grande. Sandro Dell'Agnello ultima a rientrare, Roseto sbanca 73 a 63. Ricordo il prossimo incontro, ci sarà a Roseto domenica alle 18 lo Iesi, un'altra delle grandi di questo campionato. 73 a 63, vittoria netta meritata, un primo tempo chiusa più 6 per il Roseto. Vittorio Menari vi saluta con grandissimo orgoglio e vi preannuncia che tutte le partite esterne del Roseto saranno da noi riprese e anche commentate grazie alla collaborazione della società e naturalmente grazie anche alla nostra emittente.